Beh, allora, l'incontro di oggi dovrebbe in qualche modo stimolarvi nell'approfondire le conoscenze che avete di Excel e naturalmente dal punto di vista nostro di ENAPE sarebbe quello di invitarvi a frequentare, nel caso in cui la cosa la troviate interessante, che vi possa servire in qualche modo per lavoro o comunque per propria conoscenza personale, a fare dei corsi sull'argomento. Quindi oggi vedremo una panoramica un po' di quali possono essere le funzioni Excel, come vanno utilizzate, eccetera. Chiaro che non può essere una lezione in qualche modo completa, dato il poco tempo che abbiamo e dato gli argomenti abbastanza complessi che ci troviamo ad affrontare. Allora, l'argomento di oggi sono le funzioni di Excel e, se possibile, vedremo un attimo la possibilità anche di utilizzare il registratore di macro per creare delle macro e, se abbiamo tempo, vedere anche la parte, cioè se non altro come si può entrare all'interno dello sviluppo di Excel attraverso il Visual Basic e cercare magari di capire quando si può usare o quando si rende necessario utilizzare Visual Basic, perché magari le funzioni di Excel o sono troppo diciamo complicate da utilizzare in certi ambiti o in certi contesti, oppure non soddisfano appieno le esigenze per risolvere un problema. Allora, le funzioni all'interno di Excel sono tantissime. Adesso mettiamoci su un foglio nuovo. Allora, generalmente, la versione Excel che usiamo è la 2016, quindi è una versione abbastanza recente, non ci sono grosse differenze poi con versioni appena prima o appena dopo di questa, quindi le schermate che vedete dovrebbero essere familiari un po' a tutti quanti. Allora, se avete sentito la lezione della volta scorsa, abbiamo detto che le funzioni di Excel sono parecchie, sono suddivise per categorie e generalmente iniziano sempre con un segno di uguale. Quindi affinché Excel possa capire che quello che stiamo introducendo è una funzione, è necessario anteporre il segno di uguale. Adesso, per inserire una funzione abbiamo due sistemi: o la conosciamo molto bene, per cui riusciamo a scrivere la funzione perché conosciamo quali sono gli argomenti della funzione, qual è la sintassi della funzione stessa, oppure si può utilizzare la cosiddetta autocomposizione, che è un aiuto che Excel ci mette a disposizione in modo tale da completare le parti che compongono la funzione senza al limite conoscere nel dettaglio quali sono o come vanno utilizzati. Vi faccio subito un esempio. Allora, innanzitutto, per attivare una funzione si può cliccare sul pulsantino FX, quindi si può inserire la funzione direttamente da qua. Allora, quando noi inseriamo la funzione dal pulsantino FX, abbiamo la possibilità di selezionare la categoria delle funzioni che ci servono. Allora, o abbiamo un elenco delle funzioni in ordine alfabetico e quindi ce le ritroviamo tutte, e se osservate sono veramente tante, oppure ci si può ragionare per categoria. Quindi le categorie a disposizione sono finanziarie, abbiamo funzioni che gestiscono la data e l'ora, funzioni che gestiscono tutto l'aspetto matematico e trigonometrico, statistico, di ricerca e riferimento, funzioni che agiscono su quello che è un database. Oggi questo magari non riusciamo un po' ad approfondirlo perché è un po' complesso il discorso, funzioni che agiscono sul testo, funzioni che agiscono dal punto di vista logico o funzioni che sono informative, quindi ci daranno delle informazioni soprattutto nell'ambito di Excel o del sistema che stiamo utilizzando. Una volta che abbiamo capito quale potrebbe essere la funzione che ci può servire, andiamo a selezionare, cioè in quale ambito più che altro la funzione che ci può servire la possiamo trovare, si attiva la categoria, che è questa. Adesso sto scegliendo matematica, no? E trigonometria.
Nel momento in cui abbiamo scelto la categoria, qui abbiamo a disposizione tutte le funzioni che ci possono servire. Per ognuna c'è, adesso scegliamone una un po', vediamo, senza andare, eccola qua, vediamo la somma che è banale. Per ogni funzione abbiamo un minimo di aiuto da parte di Excel perché ci fa vedere qual è la sua sintassi. Quindi dall'analisi di questa sintassi riusciamo a capire anche le funzioni come lavorano. Quindi le funzioni hanno un nome, in questo caso il nome della funzione è somma, e le funzioni hanno sempre degli argomenti e gli argomenti delle funzioni sono tutti racchiusi da queste due parentesi tonde. Quindi nome funzione, apro la parentesi tonda e dentro abbiamo gli argomenti. Gli argomenti sono sempre separati tra loro da un punto e virgola. Il numero di argomenti che le funzioni possono avere dipendono chiaramente dalla funzione, quindi non c'è un numero predefinito uguale per tutti, quindi dipende dal tipo di funzione che noi andiamo a utilizzare. Vi potrà capitare di osservare che ci sono degli argomenti di alcune funzioni che sono racchiusi tra parentesi quadrate. Quando un argomento di una funzione è racchiuso tra parentesi quadrate significa che quello non è opzionale, quindi non è obbligatorio, si può fare a meno. Resta di indicare, resta da capire se nel momento in cui noi omettiamo un argomento da una funzione, se per caso esiste un valore predefinito sulla quale la funzione si basa oppure no. Questo naturalmente cambia da funzione a funzione. Sempre per ogni funzione abbiamo la relativa guida, quindi se io dovessi cliccare su guida di questa funzione si attiva l'help e in questo caso si attiva una finestra nella quale io posso osservare come la funzione lavora e posso andare anche a vedere se ci sono degli esempi che mi possono aiutare per capire come la funzione lavora. Facciamo subito un esempio con la funzione somma. Okay? Allora, abbiamo a disposizione adesso due metodi per utilizzare la funzione. Questa è quella dell'autocomposizione. Quindi ho capito che devo usare la funzione somma, l'ho trovata nella categoria di appartenenza, do OK. A questo punto si apre una finestra che mi permette di, cioè è un aiuto che mi dà per capire quali sono gli argomenti che io devo andare a selezionare. Quindi mi sta dicendo che num1 e num2 sono da uno dei 255 argomenti di cui si può ottenere la somma. Okay? Quindi io potrei dire che mi serve la somma di questo intervallo di celle e di questo intervallo di celle. Adesso lo sto facendo a caso. Okay? Quindi la funzione somma in questo caso come si è compilata? La vediamo qui nella barra della funzione. Uguale somma, aperta parentesi, sommami tutte le celle nell'intervallo A3B6, vi ricordo che i due punti stanno a specificare per Excel che è un intervallo di celle, quindi da A3 a B6, oppure da A8 a B12. Ok? Quando io do OK, la funzione si è confermata e mi dà già il risultato. Chiaro che qui non c'è niente, però se noi andiamo a mettere dei numeri li mettiamo a caso così, ecco che la funzione sta lavorando correttamente. Quindi questo è il primo sistema per andare a inserire una funzione. L'altro sistema qual è? È un sistema che prevede che io conosca già come la funzione lavora e quali sono gli argomenti di questa funzione. Quindi la posso scrivere direttamente. Lasciate che scriva direttamente i numeri in modo tale che sia più chiaro l'esempio. So che una funzione, per essere riconosciuta come tale, deve avere il segno di uguale all'inizio, quindi parto sempre con il segno di uguale, scrivo la funzione. Se osservate, poi quando io scrivo una funzione, l'Excel mi propone sempre tutti i nomi che afferiscono a quella parte di nome che io ho già inserito, quindi non esiste solo somma, ma esiste somma, punto, tutte queste cose che vedete. So che devo aprire la parentesi e so che devo indicare
le celle separate con il punto e virgola se le celle sono in qualche modo non contigue, oppure un intervallo di celle. Ho sempre sott'occhio la sintassi e a un certo punto so che devo terminare con la parentesi tonda. Se mi dimentico di fare la parentesi tonda e premo invio, Excel comunque me la inserisce in automatico perché capisce in questo caso che la funzione, gli argomenti della funzione sono terminati, sono completi. Se avete osservato, ho scritto la funzione in minuscolo e questo vi consiglio sempre di farlo perché quando abbiamo di fronte delle funzioni, delle funzioni molto complesse, annidate una dentro l'altra, può essere che sbagliamo a scrivere il nome della funzione. Allora, se vi abituate sempre a scrivere tutto in minuscolo, nel momento in cui premete invio, le funzioni che sono riconosciute da Excel vengono convertite in maiuscolo. Quelle che invece non riconosce vengono lasciate in minuscolo. Quindi in una funzione, in una scrittura molto complessa di una formula, di una funzione, se c'è qualcosa che ho sbagliato e mi rimane in minuscolo, significa che quello non è stato riconosciuto da Excel. Faccio un esempio. Se io scrivo uguale somma in questo modo, già vedete che non mi è venuto fuori nessun riferimento, nessun aiuto, quindi già qua dovrei capire che c'è qualcosa che non va, ma se io faccio questo, l'intervallo, premo invio, la funzione mi dice, cioè Excel mi restituisce un messaggio di errore che in questo caso è nome perché non conosce il nome della funzione e non è stato convertito in maiuscolo. Quindi se questa fosse stata una parte di una funzione molto complessa, questa sarebbe l'unica funzione che mi sarebbe rimasta in minuscolo e quindi vado subito a colpo sicuro nel capire che la funzione sbagliata è questa. Basta correggere e siamo a posto. Quindi, ricapitolando, una funzione ha sempre una sintassi, la sintassi va sempre rispettata, una funzione ha sempre degli argomenti, le funzioni, in realtà ci sono alcune funzioni che non hanno argomento, sono veramente poche, dopo magari ne facciamo l'esempio con qualcuna, comunque generalmente hanno degli argomenti, gli argomenti sono sempre separati da un punto e virgola, gli argomenti sono sempre racchiusi tra le due parentesi tonde, quindi quella aperta e quella chiusa. Per inserire una funzione avete due possibilità. O la scrivete direttamente nella barra della funzione, questo nella barra della formula, questo naturalmente comporta conoscere bene la funzione, altrimenti potete usare l'autocomposizione. Nell'autocomposizione sicuramente, avete visto prima, c'è una finestra dentro la quale, anche in maniera abbastanza grafica, abbastanza semplice, si possono andare a inserire i vari argomenti. Facciamo subito degli esempi. Allora, cominciamo con le funzioni di testo. Allora, io anche, se mi avete seguito anche l'altra volta, io l'approccio che vorrei dare a questo seminario, diciamo, di Excel è questo, nel senso che dobbiamo capire il funzionamento delle funzioni, nel senso che dobbiamo capirne la sintassi, dobbiamo capirne come vanno utilizzate. È sbagliato partire dal presupposto di dire imparo le funzioni, diciamo, a memoria o mi ricordo quelle, ma poi non sono in grado di analizzare un'altra funzione perché non ho capito come la funzione lavora. È un approccio diverso, nel senso che il discorso è sempre quello: ho un problema, devo capire come il problema, devo analizzare il problema, devo capire quali possono essere le funzioni che mi servono per risolvere quel problema. Una volta che ho individuato la funzione, devo capirne quali sono gli argomenti. Se adottate questo sistema, qualsiasi problema che vi si ponga in Excel lo risolvete. L'importante è capire qual è la filosofia che ci sta dietro l'utilizzo di una funzione. Allora, facciamo subito un esempio.
Supponete di avere, ecco, questo è sempre un esempio che io faccio perché è abbastanza semplice, ma è abbastanza completo anche per il trattamento delle funzioni di testo. Io ho un codice fiscale, ok? Supponete che da questo codice fiscale io voglia ricavare questi dati. I primi 3 caratteri a sinistra, i primi 3 caratteri a destra, una sottostringa, quindi a me interessa ricavare il numero 224, vorrei sapere quanto lunga è questa stringa. Nel caso del codice fiscale so che il codice fiscale deve essere lungo 16 caratteri, quindi sapere la lunghezza quanto deve essere la lunghezza di una stringa mi permette di poter fare anche un controllo e decidere che se è inferiore o superiore a una lunghezza prefissata mi venga generato un errore, una segnalazione di errore per chi sta imputando il dato. Vorrei convertire tutto in maiuscolo questa stringa o vorrei convertirlo tutto in minuscolo. Allora, vediamo come analizzare la cosa. Allora, mi interessano i primi 3 caratteri a sinistra, ho scritto anche male, comunque vabbè, non importa, eccolo qua. Allora, mi interessano i primi 3 caratteri a sinistra. Allora, questa che cos'è per me? È una stringa di testo, quindi io devo trovare una funzione che agisca su un testo. Quindi sicuramente la mia ricerca nelle funzioni si concentrerà sulla categoria delle funzioni testo. È inutile che io vada a cercare di capire quale funzione mi serve, è inutile andare a cercare in data e ora, perché questo non è né una data né un'ora, ma è un testo. Quindi la logica è questa. Non so come fare a estrarre i primi 3 caratteri a sinistra, so che è una stringa di testo, vado nella categoria testo. Nel momento in cui io vado nella categoria testo, cerco di analizzare quali sono le funzioni di Excel che potrebbero risolvere il mio problema. Il mio problema qual è? Tirar fuori 3 caratteri a sinistra. Quindi dovrò cercare qualcosa che mi faccia questo. Il vantaggio qual è? L'abbiamo visto prima, che per ogni funzione Excel mi restituisce un minimo di guida su quello che fa la funzione. Quindi dovrei avere le prime volte la pazienza di scorrere le funzioni fino a quando trovo qualcosa che mi possa risolvere il problema. Per esempio, io arrivo a destra e mi viene da pensare che destra può essere il contrario di sinistra. E quindi leggo che cosa sta a significare destra. Destra mi dice restituisce i caratteri, il carattere o i caratteri più a destra di una stringa di testo. A questo punto mi viene da pensare che se c'è un destra, c'è anche un sinistra. Quindi velocemente posso scorrere le funzioni e cercare di capire se esiste un sinistra. Eccolo qua. Cosa mi dice Excel? Restituisce il carattere, i caratteri più a sinistra di una stringa di testo. È la funzione che mi risolve questo problema? Sì, la utilizzo, do ok. Siamo in autocomposizione, quindi Excel mi dice voglio sapere qual è il testo, è la stringa di testo che contiene i caratteri da estrarre. La mia stringa di testo dove si trova? Si trova in questa cella, quindi seleziono la cella, Excel me la riporta e quindi capisco anche se sto selezionando le celle corrette e vado sull'argomento, il secondo argomento della funzione, che in questo caso è num_carat. Cosa sta a significare? Specifica il numero di caratteri da estrarre da sinistra. Se non metto niente, infatti io non ho messo niente, Excel mi dice 1 se ho messo. Quindi vuol dire se non mi metti questo valore in questo argomento, io te ne estraggo uno solo. Ti va bene uno solo? No. Quanti ne vuoi? Ne voglio 3. A questo punto mi restituisce già il risultato della mia funzione. Do ok e ho risolto il mio problema. Ok? I primi 3 caratteri a destra. Adesso
sappiamo che dobbiamo usare la funzione destra perché l'abbiamo imparato prima, ok? L'abbiamo visto con sinistra, abbiamo visto che cosa fa a destra. Vediamo quindi quale può essere il metodo il sistema più veloce per introdurre in questo caso la funzione. So che devo iniziare con il segno di uguale, so che devo scrivere la funzione, so che devo iniziare, terminato il nome, deve iniziare con la parentesi tonda, devo dirgli quali sono gli argomenti. Vedete, mi dà già un aiuto, testo, num caratteri. Il testo è sempre questo. Num caratteri, come lo trovo? L'abbiamo visto prima, lo troviamo tra parentesi quadrata. Cosa vuol dire? Che è un argomento sì di una funzione, ma non è necessario specificarlo. Però abbiamo visto prima con sinistra che se in questo caso non specifico il numero di caratteri, me ne restituirà uno solo. A me non va bene, gli dico che ne voglio 3, la funzione è terminata, ok? Vedete che siamo in grassetto, siamo qui, vuol dire che non abbiamo altri argomenti, chiudo la parentesi tonda e premo invio. E abbiamo risolto il problema di avere i primi 3 caratteri da destra. Ok? Terza cosa, mi serve estrarre la sottostringa, diciamo, 224. Adesso ho scelto 224, potevamo scegliere qualsiasi altra cosa. A questo punto devo analizzare il problema. Cosa devo fare? Devo tirarmi fuori queste 3 cifre qua. Dall'analisi che cosa vedo? Che non posso usare sinistra, perché non è a sinistra di niente, non posso usare a destra, perché a destra c'è anche la R, e quindi devo trovare qualcosa che mi estragga una sottostringa da una stringa. Non so assolutamente quale funzione utilizzare, perché non le conosco. Quindi cosa faccio? Si ritorna su un fx, so sempre che devo analizzare un testo e quindi questa è la categoria corretta, e come prima cerco di leggere ognuna per ognuna la funzione che cosa fanno, che cosa fa, e cercare di capire se mi risolve il problema. Quindi vediamo lunghezza. Lunghezza può estrarmi una sottostringa? No, perché mi restituisce un numero di caratteri. Quindi vado avanti, le scorro tutte, adesso vado via veloce perché naturalmente sappiamo qual è, e a un certo punto trovo una funzione che si chiama stringa extrae. Vedete che i nomi delle funzioni sono sempre legate un po' a quello che fanno, quindi il nome già della funzione mi aiuta a capire se può risolvermi il problema o no. In questo caso sono di fronte a questa funzione stringa extrae. Leggo, che cosa fa? Restituisce un numero specifico di caratteri da una stringa di testo iniziando da una posizione specificata. Quindi capisco che è molto flessibile questa, perché non mi obbliga a partire da sinistra dal primo carattere o da destra il primo carattere, ma mi dà la possibilità di prelevare una sottostringa da una qualsiasi posizione e per quanti caratteri io voglio. Quindi questa è la funzione che fa il caso mio. È la prima volta che la uso, quindi non so bene quali sono gli argomenti, come vanno, eccetera, eccetera. Facciamo l'autocomposizione come prima, quindi do ok. Al solito mi chiede qual è il testo, e il testo è sempre questo. Mi dice, ok, da dove devo iniziare a estrarti la stringa? Allora dobbiamo iniziare abbiamo detto dal 2, dal 224, quindi 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, a partire dal 13° carattere. E quanti caratteri vuoi? Spero di non aver sbagliato a contare. Quanti caratteri vuoi? Ne voglio 3. Eccolo qua, questo è il risultato. Vedete che se sbagliate, no? Mettiamo 11, voglio 3 caratteri, il fatto di usare l'autocomposizione, di avere già il risultato prima ancora di premere invio, già qua capisco che sto sbagliando, perché mi sta prelevando lo 0 col G2 e quindi posso correggere fino a quando trovo il risultato corretto. Do ok, ecco che mi ha restituito 224. Chiaro che scrivendo poi le funzioni, il vantaggio qual è? Io vado a cambiare questo, quindi cambio il valore della mia stringa in qualsiasi momento,
il risultato naturalmente si aggiorna. A questo penso che sia una cosa già intuibile. D'accordo? La lunghezza della stringa. Abbiamo detto che il codice fiscale ha una lunghezza predefinita, quindi a me potrebbe anche interessare nel momento in cui io vado a digitare dei codici fiscali e poi magari da questi codici fiscali mi servono per estrarre dei dati, già fare un controllo se la lunghezza del dato inserito è corretto, è già un buon punto di partenza per non avere poi risultati inaspettati, no? Invece di 16 ne metto 15, se comincio a fare estrazioni come stiamo facendo adesso, è chiaro che i dati che io estraggo sono sballati, ok? Quindi già dire è 16 caratteri, sì, bene, è già un controllo che io faccio per essere sicuro poi successivamente che il dato è corretto. Chiaro che poi potremo anche andare a capire se i primi 6, sempre riferito all'esempio del codice fiscale, se i primi 6 sono numeri o se sono lettere, e la posizione se è corretta, eccetera, eccetera. Però per il momento limitiamoci a capire se la lunghezza della stringa è corretta. Quindi, anche in questo caso, non so qual è la funzione che mi serve, anche se l'abbiamo vista prima, vado sempre su testo, adesso vado via veloce perché ormai il meccanismo l'avete capito, trovo la funzione lunghezza, vedo che mi restituisce il numero di caratteri di una stringa di testo, do l'ok, il testo è sempre questo, quanti sono? Sono 16 caratteri, ok? Tutto maiuscolo, tutto minuscolo, che cosa fa? Bah, mi dà la possibilità anche qua, nel trattamento di una stringa di testo, di convertire il dato o tutto in maiuscolo o tutto in minuscolo. Cosa serve? Serve generalmente per garantire una certa uniformità, perché se io vado a scrivere un elenco e vado, una volta lo scrivo in maiuscolo, magari anche dati imputati da più persone, uno mi scrive in maiuscolo, uno mi scrive in minuscolo, o metà in un dato in un modo, metà in un altro, se dopo devo creare un prospetto è anche brutto vedere queste differenze. Quindi Excel ci dà anche la possibilità di convertire una stringa di testo in maiuscolo o le iniziali in maiuscolo, quindi anche qua c'è questa differenza, ok? Oppure tutto in minuscolo. Eccolo qua. Questa abbiamo visto che è minusca. Vedete che non succede niente? Ah no, eccolo qua. Ok. Minuscolo, testo, eccolo qua, chiudo e questo è tutto in minuscolo. Quindi abbiamo visto questa panoramica veloce sulle funzioni che agiscono sul testo. Ripeto, non mi interessa che impariamo le singole funzioni, mi interessa che impariamo il criterio e se avete seguito bene, come presumo, il criterio è questo: ho un problema, cerco di capire quali possono essere le funzioni che mi risolvono il problema. Una volta che l'ho individuata, cerco di capire come la funzione lavora. Capire come la funzione lavora alla fine significa passargli gli argomenti necessari perché la funzione mi restituisca un risultato corretto, secondo le mie esigenze. Ok? Questo è il modo per affrontare bene le funzioni. Quindi non mi interessa imparare a memoria la funzione sinistra, destra, eccetera, eccetera. Chiaro che se le uso tutti i giorni vado via veloce. Vi posso assicurare che ci possono essere delle funzioni complicate che magari si usano una volta ogni tanto, non ci si ricorda quali sono tutti gli argomenti, non ci si ricorda al limite come possa lavorare. Ma se so come affrontare il problema, ho risolto il problema. Ok? Altro esempio, scusate. Ho una serie di stringhe di testo messe nelle celle, voglio sostituire una parte di queste stringhe. Ok? Per esempio, vorrei sostituire, non so, RK con AZZ. Ok? Quindi un codice vecchio e un codice nuovo. Chiaro che uno potrebbe dire, vabbè, lo faccio a mano, ok? Se abbiamo 5.000 righe diventa un po' complicato fare questa cosa, quindi vediamo se possiamo trovare una funzione che ci possa risolvere il problema. Anche in questo caso, sempre il solito discorso, sempre funzioni di testo, cerco fino a quando non trovo qualcosa che mi faccia questo.
Scorro, trovo un sostituisci. Sostituisci potrebbe risolvermi il problema? Boh, vediamo, perché devo sostituire, quindi vedete, devo sostituire, trovo una funzione che si chiama sostituisci, sicuramente è quella che fa il caso mio. Che cosa fa? Sostituisce il nuovo testo a quello esistente in una stringa di testo. Non so come lavora, a parte che lo vediamo già da qui, comunque voglio andare in autocomposizione, sempre lo solito schema, sempre la solita modalità. Il testo precedente qual è? Questo. Il nuovo testo qual è? Questo. Ok? Vediamo se funziona. Confermo. Ha fatto qualcosa? No. Come mai? Proviamo. Allora, io cercavo ARK, ma effettivamente qui ARK c'è. Che cosa noto? Che qui l'ho scritto in minuscolo, qui è scritto in maiuscolo. Quindi potrebbe essere che sia case sensitive questa funzione, cioè non è la stessa cosa se una cosa è scritta in maiuscolo o minuscolo. Mi può nascere questo dubbio, faccio una prova, provo a scriverlo in maiuscolo. Ecco che me l'ha cambiato. Ok? Quindi stiamo imparando che cosa? Che molte volte, cioè il più delle volte, diciamo, soprattutto quando si fanno delle ricerche o si vanno a fare delle quindi ricerche e sostituzioni, come in questo caso, o ricerche, il fatto che sia minuscolo o maiuscolo, sia scritto in un modo piuttosto che un altro, per Excel fa la differenza. E quindi su questo bisogna prestare attenzione, perché potremmo ottenere dei risultati diversi da quelli che ci aspettiamo, o possiamo ottenere dei messaggi di errore da parte di Excel perché magari una cosa non la trova e quindi mi restituisce un codice di errore che mi mette in allerta sul fatto che la funzione non è riuscita a trovarmi quello che io stavo cercando perché magari appunto è scritto in maniera completamente diversa. D'accordo? Quindi anche in questo caso, se io so che questi sono tutti maiuscoli, e questo l'ho scritto in minuscolo, non so come qualcuno me lo possa andare a scrivere, posso risolvere il problema in che modo? Dicendo sostituisci che cosa? Maiuscolo? No. Comunque so che il codice è in maiuscolo. Quindi io ti forzo, no? Ti forzo qualsiasi cosa tu scriva qui dentro al fatto di considerarlo di convertirlo, di considerarlo in maiuscolo. Cambia qualcosa? Eccolo qua. Sì, è sempre ARK. No, aspettate, ho sbagliato qualcosa. Allora, no, non è, eccolo qua, non è A, ma è C. Ecco qua. Mi sono incasinato. Allora, sostituisci che cosa? C6, no, ho sbagliato, eccolo qua, dai. Ho trovato l'errore, scusate, perché... Allora, sostituisci, abbiamo detto che cosa questo? Il codice vecchio è questo, ho sbagliato a scrivere maiuscolo lì, maiusca, aperta parentesi, chiudo parentesi, dopo magari ripassiamo, rivediamo questa cosa, ok? Ci siamo? Tutto chiaro? Spero di sì. Allora, ricapitoliamo. Che cosa abbiamo scritto questa volta? Abbiamo scritto una funzione dentro un'altra funzione. Quindi avevo sostituisci a 6 C6 di 6, ma C6 l'ho voluto convertire in maiuscolo e quindi ho anteposto alla cella C6 la funzione maiusc. Quindi in questo caso cosa è diventato? Sostituisci nella stringa 6 il valore di C6 ma in maiuscolo, perché questa è la stringa che troverai qui e me la sostituisci con questo. Ok? Quindi qui abbiamo scritto una funzione dentro un'altra funzione. Doppio clic, automaticamente andiamo a aggiornare i valori sotto. Però che cosa osservo? Osservo che non mi ha cambiato niente. Vedete? Doveva diventare tutto AZZ24. Invece sono rimasti
esattamente come prima. Cosa è successo? Andiamo a vedere, perché questa funzione funziona, scusate il gioco di parole, ma questa qui no. E cosa è cambiato? Perché la prima sì e le altre no? Allora, quando vi succede una cosa di questo tipo, innanzitutto bisogna stare molto attenti perché in questo caso ci sta restituendo qualcosa, solo che questo qualcosa che si sta restituendo è sbagliato. E questi sono gli errori peggio di Excel, perché se facciamo un errore nel digitare delle formule, delle funzioni, e Excel mi dice guarda che stai sbagliando, sono fortunato perché mi sta dicendo che sto sbagliando qualcosa. Ma se io sto sbagliando a come sto scrivendo, a quali sono gli argomenti della funzione, ed magari Excel riesce a far lavorare la funzione lo stesso, mi restituisce un valore che però non è corretto. Allora, in questi casi va fatta questa analisi di controllo e va cercato di capire che cosa stiamo sbagliando. Allora, questa funzione funziona se io clicco qua, vado a vedere con le celle colorate quali sono gli attori in gioco rispetto a questa formula. Quindi capisco che sta facendo riferimento a questo e a questo. Colori diversi in modo tale che capisco all'interno della mia funzione scritta quali sono le parti che la compongono. Questa mi va bene, è giusta, è corretta e quindi questa mi ha restituito il valore corretto. Mi sposto su questo. Qua che cosa fa? Mi identifica come prima le celle a cui sta facendo riferimento e capisco che sta facendo riferimento a questa e mi va bene perché questa è la stringa che mi deve analizzare, però sto osservando che si è spostato sotto al codice vecchio e quindi qui non c'è niente e al codice nuovo che qui non c'è niente. E quindi in questo caso non funziona perché sta cercando una stringa vuota che non c'è e la andrebbe a sostituire con una stringa vuota. Non lo fa perché comunque la stringa vuota qui all'interno non la trova. Quindi questa funzione che noi abbiamo scritto, pur essendo corretta dal punto di vista della sintassi per Excel, ok, è sbagliata dal punto di vista del risultato, perché stiamo noi sbagliando a inserire qualcosa. Che cosa stiamo sbagliando? Adesso, l'altra volta, chi c'era e chi non c'era, spero che sappia questo elemento. Il problema è quando si scrive una formula con i riferimenti relativi o assoluti. E il concetto di riferimento relativo assoluto diventa fondamentale quando si trascina una formula o verso il basso, o verso destra, a sinistra o in alto. Sapete che in Excel esiste la possibilità, no, di creare o delle serie o delle funzioni spostandoci verso destra, verso sinistra, verso l'alto, verso il basso. Facciamo un esempio: se io qui scrivo gennaio e prendo il quadratino di trascinamento, se mi sposto di qua aumento la serie, se mi sposto di qua la diminuisco, stesso discorso vale per se vado verso l'alto o verso il basso, ok? Qui è la stessa cosa, ho scritto la formula, non posso pensare di scriverla su ogni cella, no? Se ne ho 5.000 divento pazzo. Allora cosa faccio? Doppio clic o uso il quadratino di trascinamento e la formula mi viene riportata sotto. Però quando io trascino in questo modo, che cosa succede? Che i riferimenti delle celle relative, e questa è l'indicazione di una cella relativa, ok? Si incrementa perché la sto spostando verso il basso e quindi ogni riferimento della cella aumenta di riga, ok? Perché mi sto spostando verso il basso e all'interno della stessa colonna, quindi l'indicazione della colonna rimane sempre quella tra una formula e l'altra. Quello che cambia è la riga, vedete? C rimane, D rimane, A rimane, ma la riga cambia. Quindi io quando scrivo la formula devo dire Excel, mio caro, queste due celle qui le devi sempre mantenere costanti, devi sempre fare riferimento a queste due celle in maniera assoluta, perché il valore del codice vecchio e del codice nuovo si trovano solo in queste due celle. Quindi come si trasforma la funzione? A 6 deve essere relativo, perché quando io trascino la formula verso il basso deve diventare a 7, a 8, a 9, a 10.
però queste due celle qua devono essere assolute. Quindi usando il tasto funzione F4 io posso cambiare il riferimento della cella passando da quello che è relativo, che è questo, quindi C6, quindi C la colonna, 6 la riga, a quello assoluto, $C, $6, e quindi in questo caso è un riferimento assoluto completo, nel senso che mi blocca sia la riga che la colonna, oppure i riferimenti misti che si usano molto poco, molto meno rispetto all'assoluto vero. In questo caso è un $6, quindi mi tiene bloccato la riga ma non la colonna, e questo $C6 mi terrebbe bloccato la colonna ma non la riga. Per non sbagliare io gli do un riferimento assoluto completo, perché tanto questa è la mia cella, non devo fare altro. D6 la stessa cosa. Premo invio, è cambiato qualcosa? Proviamo, doppio clic, adesso la funzione lavora correttamente. Quindi un passetto in più, nel caso in cui qualcuno di voi non l'avesse saputo, abbiamo imparato che esistono i riferimenti relativi e i riferimenti assoluti, che quando andiamo a scrivere una funzione diventa fondamentale capire se vanno utilizzati oppure no. Ok? Il problema, ripeto, si pone quando si trascina una formula verso il basso o verso l'alto o verso sinistra o verso destra. Se dovevamo stare fermi su dei valori, dobbiamo usare il riferimento assoluto. Per fare il riferimento assoluto, F4, ok? Non state a scrivere voi dollari perché vi incasinate, perché bisogna trovare la posizione giusta e quindi non ha senso, nel senso che se abbiamo qualcosa che ci permette di farlo in automatico, ben venga, ok? Altro passo in avanti, vediamo altre funzioni, adesso vado via un po' veloce, abbiamo un cognome e un nome e vogliamo in una cella mettere il cognome e il nome, quindi abbiamo due valori separati in due celle, vogliamo unirli in una cella unica, ok? Anche in questo caso cosa faremo? Non lo sappiamo, quindi si va in cerca della funzione. A un certo punto, non stiamo a leggere tutto, ma ero arrivato a concatena, cosa mi dice? Unisce diverse stringhe di testo in una singola stringa. Quindi questo potrebbe fare al caso mio, sì, perché da due stringhe ne voglio fare una sola. Quindi mi va bene questa funzione. Anche qua mi dice dove sono i due testi. Uno è questo, vabbè, uno devo fare cognome e nome, ok. Uno è questo, l'altro è questo. Ok? Confermo. E mi scrive Lupo Alberto. Come me l'ha scritto? Me l'ha scritto tutto attaccato, perché giusto che dal punto di vista logico di Excel è corretto, perché io gli ho detto concatena Lupo con Alberto. Se voglio separare, dovrei concatenare che cosa anche? Uno spazio vuoto. E quindi lo posso modificare qui, visto che stiamo imparando anche a usarlo direttamente sulla barra della formula delle funzioni. Come faccio a fare uno spazio vuoto? Devo aprire i doppi apici, fare uno spazio, riaprire i doppi apici e mettere il punto e virgola. Quindi in questo caso gli stiamo dicendo: guarda che mi devi concatenare tre stringhe, quello che trovi in B16, me lo concateni con uno spazio vuoto e poi mi concateni anche B17. Vediamo se è cambiato qualcosa. Eccolo qua, adesso io ho risolto il problema. Ok? Quindi abbiamo scoperto che è possibile usare la funzione concatena. Se dovessimo inserire degli spazi, possiamo usare anche questo sistema qui. Ok? Ricordatevi che gli spazi per Excel sono una brutta bestia, perché quando io scrivo una stringa di testo, molte volte si ha tipo no, come se dovessimo usare un programma di videoscrittura. Se io scrivo Massimo, premo invio, ho scritto Massimo, ma se io scrivo Massimo e dopo magari premo la barra spaziatrice e faccio uno spazio e premo invio, apparentemente queste due stringhe sono uguali a livello visivo, ma non lo sono per Excel, perché questo Massimo ha uno spazio. Tanto è vero che se io lo interrogo e gli dico, boh, mi dici quanto lungo è questa stringa di testo? Abbiamo visto prima la funzione lunghezza, no? Uguale lunghezza di Massimo, quanto lungo è? 7.
e quella sotto quanto è? Trascino la formula senza riscriverlo, è 8. Quindi queste due stringhe qui non sono uguali. Questo è un problema perché? Perché quando, se noi dopo lo facciamo, no, con la funzione ricerca, se facciamo delle ricerche e cerco Massimo, questo Massimo qui, e lo dovessi cercare in una tabella dove Massimo è scritto così, non lo troveremo mai, mi darà sempre errore, perché per Excel non sono la stessa cosa, ok? Tanto è vero che esiste una funzione in Excel che annulla gli spazi, proprio perché si prevede che chi inserisce magari dei dati possa inserirli con degli spazi. Quindi c'è una funzione di Excel sempre, adesso non la facciamo perché abbiamo altre cose da fare, però vedete, ecco, è la prima, annulla spazi. Cosa fa? Rimuove gli spazi da una stringa di testo, eccetto gli spazi singoli tra le parole. Quindi mi toglie gli spazi prima, quindi all'inizio o alla fine di una stringa, ok? Ma non quelli centrali, perché naturalmente quelli centrali possono servire, nel senso che sono di separazione tra una parola e un'altra, ok? Quindi anche qua annulla spazi, perché c'è una funzione Excel che annulla gli spazi, proprio per questo motivo, perché molte volte quando si digitano dei dati si possono inserire gli spazi e per Excel non è la stessa cosa, una stringa con o senza uno spazio all'inizio o alla fine, e il problema è che non si vedono, come in questo caso. Ok? Cancello. Altra cosa, qui abbiamo usato la funzione concatena. Si poteva fare anche che cosa? Senza disturbare una funzione, si può fare anche con il segno dell'e commerciale. Quindi io posso dire questo, e commerciale, spazio, e commerciale, altra stringa. Il risultato che noi otteniamo è lo stesso. Quindi o se vi dovesse servire una cosa di questo tipo, o usate la funzione concatena o usate il simbolo della e commerciale, ok? Per ogni, una e commerciale per ogni pezzo che va ad aggiungersi alla nuova stringa, ok? Adesso vediamo una cosa un po' particolare, quindi introduciamo anche un'altra funzione. Scrivo Padova e scrivo la data. Allora, la data, supponiamo che in questa cella qui mi serva sempre la data di oggi, ok? E non posso ogni giorno star qui a scriverla, ok? Quindi esiste in Excel una funzione, adesso non faccio tutto il passaggio che abbiamo fatto prima, ve lo dico subito, esiste una funzione che si chiama oggi, vedete che già me la propone, no? Restituisce la data corrente nel formato data. Quindi se io scrivo oggi, aperta chiusa perché non ha argomenti, ok? Mi restituisce la data di oggi. Okay? Quindi ogni giorno che io aprirò questo documento ci sarà sempre la data aggiornata che è presa dal sistema. Poi sapete che qui potete andare, no, sul formato delle celle e dire anche come volete il formato di questa data. Quindi avete il formato per esteso che è questo, oppure avete il formato data breve breve con gli zeri, eccetera, eccetera, eccetera. D'accordo? Torniamo su quella di prima, quindi questa che è quella standard, eccola qua. Adesso io voglio concatenare, come ho fatto prima, Padova, virgola, magari, e la data di oggi, no? Come se, quando si va a firmare. Allora, abbiamo imparato la e commerciale, usiamo questo che è più veloce da fare, no? Quindi, uguale, sempre uguale, ok? Ricordatevi che se non fate uguale, per Excel state scrivendo un testo normale, quindi non la può concepire come una formula o una funzione. Scelgo questo, la devo concatenare con la virgola, giusto? E poi, come abbiamo fatto prima, la andiamo a concatenare con la data. Ok? Premiamo invio, ci picchia. Padova, virgola, 44.000. Da dove salta fuori questo 44.000? Allora passo indietro. Sapete che in Excel esistono stringhe di testo e numeri, non esiste altro per Excel. Le date sono dei numeri, ok? Il numero 1 coincide al 1° gennaio del 1900, data da cui parte Excel per il conteggio ambiente Microsoft. In ambiente Apple, Mac mi pare che sia 1904, c'è questa differenza, ok? Quindi 44.000 cosa sono? Sono passati 44.000 giorni dal 1° gennaio del 1900 ad oggi, ok? Ecco perché mi restituisce questo 44.000. A questo punto non posso lasciarlo così, ok?
perché non ha nessun significato. E quindi dovremmo trovare anche qui una funzione che in qualche modo mi converta, faccia capire Excel che questo me lo deve visualizzare in un certo modo, ok? Non lo so cosa devo usare, è sempre comunque un testo che sto costruendo e cerco di andare a vedere, sempre con lo stesso discorso, le scorro tutte quante, eccetera, 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 fino a quando trovo qualcosa che mi possa far intuire che è la funzione che mi serve. Mi fermo su testo perché è quello che dobbiamo usare naturalmente, no? Testo val formato, cosa dice? Converte un valore in testo secondo uno specifico formato numero. Non è che ci aiuti tanto qua, eh? Quindi al limite cosa potrei fare? Clicco qui e vado a vedere se per caso mi fa qualcosa questa funzione. Vi dico io che questa è la funzione che serve a noi, quindi come la usiamo? La usiamo in questo modo. Invece di concatenare, a parte che qui dovrei fare uno spazio così non si attacca, invece di concatenare questo che è una data, gli dico guarda, quel numero che tu trovi in quella cella non me lo devi trattare come un numero, ma me lo devi trattare come un testo e quindi uso la funzione testo. Ma come la uso? Che cosa vuole? Vuole il formato, cioè Excel vuole sapere, ok, questo numero te lo converto in testo, ma questo numero in che formato te lo devo visualizzare? Me lo visualizzi nel formato GG barra MM barra AA, dove GG sta per giorno, M sta per mese e A sta per anno. Perché 2? Perché con 2 GG le date saranno con lo 0 davanti, la stessa cosa per il mese. Anno è in formato breve, quindi 20. Se io facessi 4G, okay, sarebbe il giorno della settimana, ok? Quindi a me interessa giorno, mese, anno in questo modo, chiudo la parentesi, premo invio, ecco che adesso il discorso è cambiato. Quindi vedete come si riescono a combinare insieme delle funzioni per risolvere un problema. Magari non ci si arriva in un colpo solo, ma ci si arriva costruendo un po' alla volta, soprattutto all'inizio quando non si sa come fare, ok? E quindi si costruisce la funzione in un certo modo, ok? Passiamo alle funzioni di ricerca. Funzioni di ricerca importanti perché? Perché supponete di dover costruire questo prospetto, ok? In questo prospetto che cosa ho? Ho dei codici a cui devo associare delle descrizioni, potrebbero essere tranquillamente degli ordini, no? Una data, un codice di un prodotto e dovrei andare a inserire la descrizione, il costo e l'IVA. Allora, se io non conosco bene le funzioni di Excel, cosa farei? Qui andrei a scrivere ogni volta quello che è matita, ok? Ogni volta che vedo scritto 1A devo scrivere matita, ogni volta che vedo scritto 1B devo scrivere penna, ok? Il costo, mi devo ricordare che le matite costano 12, che le penne costano 14. Qui non me lo ricordo, scrivo che la penna costa 13. Sto commettendo un errore di inserimento dati, ok? Allora, questo meccanismo non può funzionare in questo modo, perché stiamo introducendo tutta una serie di errori. E quindi che cosa possiamo fare? Che cosa ci potremmo inventare di fare? Potremmo fare in modo che io mi baso su un codice, come funziona un po' in tutti no, i magazzini, eccetera, eccetera, e automaticamente mi viene fuori la descrizione, il costo e l'IVA. Ok? Quindi io non sto lì a scrivere, ma mi baso su una ricerca di un codice. Che cosa devo avere prima di far lavorare le funzioni per risolvermi il problema? Devo avere quello che è chiamato un database. Quindi è chiaro che io un database dove ho i miei codici e ho le mie descrizioni, ho i miei costi, ho la mia IVA e qualsiasi altro parametro che io voglia, devo costruirmelo in un database a parte. Ok? Ci siamo? Se io, anche in questo caso ragioniamo, no? Se io non conosco Excel o non ho Excel,
ma me lo faccio tutto a mano, su carta, avrò che cosa? Un foglio dove mi vado a scrivere questa tabellina qua e ho un foglio dove mi sto costruendo l'ordine. Allora, se io voglio sapere la descrizione del codice 1A e provate proprio a immaginare di avere questi due fogli in mano, che cosa faccio? Mi memorizzo il codice di cui voglio la descrizione, tiro fuori dal cassetto il foglio dove ho le corrispondenze dei codici con le descrizioni, scorro la prima colonna, quando ho trovato il codice che mi serve, mentalmente mi sposto sulla colonna che mi contiene la descrizione. No? Faremo così, provate a pensarci. È così che si risolvono i problemi di Excel, ragionando su come potremmo fare le cose, no? Intanto a mano capisco cosa devo fare, dopo vedo se Excel riesce a farmela questa cosa in automatico. Quindi vengo qui, dico ok, mi serve il codice 1C, bene, mi sposto. Cos'è il codice 1C? È quaderni. Mi memorizzo la parola quaderni, ritorno sull'altro mio foglio, no? Che ho in mano e scrivo quaderni, giusto? Farei così. Siete d'accordo? Lo dobbiamo fare Excel. Vediamo se Excel riesce a farmi questa cosa. Che cosa ho fatto io, se ci pensate bene? Ho fatto la ricerca di un codice, no? Preso da una cella e sono andato a vedere se lo trovo, scusate, dov'è? Eccolo qua, se lo trovo in una tabella già esistente. Quindi vado su FX e in questo caso devo cercare se esistono funzioni che appartengono alla categoria di ricerca. Eccola qua, c'è una categoria ricerca. In questa categoria ricerca ci sono tante funzioni che mi permettono di cercare qualche cosa. Anche qua, solito discorso, scorro. Cerca orizzontale, mi piace cerca orizzontale, sì, perché fa una ricerca, ma come la fa? La fa in orizzontale. Io prima come l'ho fatta? L'ho fatta in verticale, vi ricordate? Ho preso il codice e ho scorso tutto l'elenco dall'altra parte fino a quando l'ho trovato. Quindi ho fatto una ricerca in verticale. Quindi questa forse è la funzione che ci serve. Guardo la descrizione, mi dice cerca un valore nella prima colonna di sinistra di una tabella e restituisce un valore nella stessa riga da una colonna specificata. Ok? Quindi questa è la funzione che serve a me, gli do l'ok, ok? Chiaramente le prime volte non sarà così immediato, però man mano che le usate poi vi verrà più veloce, no? L'intuizione. Il valore da cercare qual è? Questo? Sono qui, voglio la descrizione di questo, quindi il valore da cercare, come abbiamo fatto prima con i fogli, no? Tirati fuori dal cassetto, è questo. Dove lo devi cercare? Beh, cavolo, ho il mio database, quindi clicco e me lo cerco qua e mi prendo tutta la tabella, ok? Abituatevi a prendere tutta la tabella. L'indice che cos'è per Excel? È il numero della colonna, quindi non è la posizione, il nome della colonna A, B, C, D, è il numero della colonna partendo dalla prima colonna a sinistra, che è la numero 1, che contiene il dato che mi deve essere restituito. Allora, io adesso non posso andarvi a far vedere la tabella, però se vi ricordate c'era codice e descrizione, quindi la colonna del codice è la colonna 1, indipendentemente dal fatto che l'abbiamo messo sulla colonna A. La colonna del codice è la colonna numero 1, la colonna della descrizione è la numero 2, quindi gli dico ok, si trova nella seconda colonna. Vedete che già mi sta restituendo il valore? L'intervallo è un valore logico, vero o falso, a seconda del tipo di ricerca che si deve fare. Se deve essere fatta una ricerca esatta, cosa vuol dire ricerca esatta? Se il codice non c'è me lo devi dire che non l'hai trovato, non mi devi dare qualcos'altro, l'intervallo si mette falso, altrimenti si mette vero. Allora, quando fate delle ricerche, deve essere una ricerca fatta in maniera esatta, ok? L'intervallo deve essere sempre falso, ok? Do ok, funziona, eccolo qua. Posso trascinare verso il basso? Sì, perché? No, sì o no? Qua è bello da vedere. Cos'è che dovremmo mantenere fisso? Dovremmo mantenere fisso il fatto che la tabella è sempre questa. Quindi in questo caso
il famoso intervallo della tabella, matrice tabella, in cui no, i dati devono essere sempre bloccati su quel numero di righe, questo dovrà essere un intervallo mantenuto assoluto. Ok? Premo invio, funziona? Certo che funziona. Beh, questa ND qua non doveva venire fuori, ma dopo vediamo perché, se abbiamo tempo. Ci siamo? Il costo è la stessa cosa. Il costo era sulla terza colonna. Eccola qua. Quindi cosa cambia? Cosa faccio? Posso anche selezionarmi questa, me la copio, ho fatto CTRL-C, quindi ho selezionato, ho fatto CTRL-C, esco con ESC, mi metto qui e ricopio la formula, questo per evitare di scriverla. Cos'è che devo cambiare? Questo 2 qui, perché se lascio il 2 mi ritorna sempre matite. Se metto 3 invece mi diventa il costo. L'ho già copiata la formula, CTRL V, diventa 4. Ok? E quindi in questo caso qui è l'IVA. Questi sono soldi, ok? Cambio il formato e mettiamo i soldi, ok? L'IVA è una percentuale e quindi metto il percentuale. Ok? Anche in questo caso trascino verso il basso, sì, perché avevamo già assoluto, e abbiamo risolto il problema. Ok? Cambio codice, naturalmente la situazione si aggiorna. Okay? Scrivo un codice sbagliato che non ho, ecco che Excel in questo caso mi dice guarda, con questo cancelletto n/d vuol dire non disponibile, mi sta dicendo guarda che il codice che tu hai messo qui non c'è nella tua tabella e quindi non posso darti questo risultato. Ok? Questo è il fatto di aver scritto falso. Falso vuol dire fai una ricerca esatta, se non c'è nella tabella di riferimento quello che io sto cercando, me lo devi segnalare. Me lo segnala attraverso cancelletto n/d. Ok? Facciamo questo, che vi introduco il se. Tante volte c'è bisogno di far fare c'è bisogno di fare un'operazione in base a una condizione. Ok? Quindi ho questa frase scritta. Qualcuno mi dice, oh, guarda, se la quantità è maggiore di 100 pezzi, fammi uno sconto del 10%. Come inizia questa frase? Se che cosa? La quantità è maggiore di 100. Se è vero fai lo sconto del 10%, altrimenti no. Quindi in questo caso ho questo problema, cerco di capire se Excel mi aiuta, fx, ok? Non so dove andare a sbattere la testa in tutto in mezzo a questo casino di funzioni, ma faccio anche tutte. Boh, ho tempo, devo risolvere il problema. La mia frase inizia col se, quindi magari mi viene in mente che potrebbe esserci una funzione che inizia col se, non so dov'è, però intanto punto a quella, ok? Quindi vado verso il basso, a un certo punto cosa faccio? Trovo la funzione se. Eccola qua. Mi dice che cosa? Restituisce un valore se una condizione specificata dà come risultato vero e un altro valore se dà come risultato falso. Questa fa il caso mio. Quanti argomenti ci sono? 3, separati dal punto e virgola. Do l'ok. Il test qual è? Se la quantità è maggiore di 100. Dove la trovo la quantità? Qui. Quindi se questa cella qui, se G2 è maggiore di 100, quindi se il contenuto della cella G2 è maggiore di 100, vedete mi dice già che è falso, infatti è 50, no? Se è vero, mi metti lo sconto del 10%. Se è falso, invece, ok, mi metti qualcos'altro. Qualcos'altro che cos'è? Boh, adesso, tanto per non fare sempre le stesse cose, sempre con i numeri, proviamo a dire sconto non applicabile, ok? Devo scrivere sconto non applicabile, quindi sconto non applicabile, ok? Do ok e mi dice sconto non applicabile. Vi faccio notare una cosa, che l'ha fatto in automatico, se lo dovessimo scrivere noi lo dovremmo fare così. Siccome sconto non applicabile è un testo, va sempre racchiuso tra virgolette. Se io non lo racchiudo tra virgolette,
perché prima non l'ho fatto, ma l'autocomposizione è intelligente, per cui ha capito che voglio scrivere un testo, per cui me l'ha messa in automatico. Ma se noi dovessimo scrivere la formula e faccio così, mi dà nome. Perché mi dà nome? Perché questo sconto non applicabile per Excel non è un testo, perché non era chiuso tra virgolette, ma diventa il nome di una funzione. Siccome non esiste una funzione o il nome di una cella o di una parte di cella, siccome non esiste, mi dà nome. Quindi quando so, se mi viene fuori questo messaggio di errore, so che ho l'errore che sto commettendo è questo, quindi devo mettere le doppie virgolette. Ok? Sconto non applicabile, trascino verso il basso, lo posso fare sì, e quindi in questo caso, perché c'era uno spazio vuoto qua da qualche parte, per cui, ecco, sono cancellato, vedete? Avevamo detto maggiore di 100, quindi da, dove sono? Da 110 in su mi ha dato lo sconto. Ok? Questa è un'altra cosa. Il discorso dell'assoluto, penso che l'abbiamo capito perché. Com'è che si può aggirare questo ostacolo di dover sempre indicare l'assoluto su tabelle, per esempio, che sono usate come database? Io posso assegnare un nome a questa tabella, ok? Quindi cosa faccio? In realtà sarebbe sufficiente questo, perché l'intestazione non ci serve. Comunque prendiamola tutta per non sbagliare, seleziono la tabella, ok? Naturalmente in questo caso sto limitando la tabella dei miei articoli a questo numero di righe. Non vado oltre perché sotto ne ho già un'altra, però potrebbero essere tutte le colonne, o seleziono 500 righe in previsione di 500 articoli. E a questa tabella do un nome, la chiamo database, ok? Lo scrivo qui, ok? Questa sapete che è la cella in cui vedete sempre il riferimento di una, scusate, la cella è una porzione, diciamo, dove vi fa vedere sempre il riferimento della cella, oppure si può assegnare senza andare su formule, inserisci nome, eccetera, eccetera, si può fare direttamente da qua. Quindi io scrivo un nome, ok? Seleziono, scrivo un nome, premo invio. Adesso questa tabella qua, ah no, aspettate perché l'avevo fatto prima una prova, scriviamo di base, ok? Perché avevo già fatto un nome. Le scrivo, ok? Premo invio. Questa tabella adesso si chiama di base, ok? Database avevo fatto un'altra cosa prima, quindi per quello mi aveva preso tutto. Questa si chiama dbase, ok? Quindi nella mia funzione di ricerca io cosa potrei fare? Invece di andare a scrivere tutto quello di prima, quindi la riscrivo, ok? Cancello, la riscrivo. Cosa abbiamo scritto? Uguale, cerca.vert. Che cosa devo cercare? Cerca.orbo, Bert, aperta parentesi. Che cosa devo cercare? Questo. Dove lo devi cercare? In quella che abbiamo chiamato dbase. Ok? Quindi non sto più là a selezionare l'intervallo delle celle, non sto più lì il dubbio, devo farlo assoluto, non devo farlo assoluto. Si chiama di base, punto, dove sempre il numero 2, e abbiamo capito perché, sempre falso, perché devo fare una ricerca esatta. Premo invio, ecco che funziona. Adesso se io trascino verso il basso la formula, funziona perché? Perché dbase è una stringa di testo, quindi quando si lo trascino verso il basso non può incrementare in niente, incrementa una cella, un riferimento di una cella, ma il nome di una porzione di foglio non lo può incrementare. Quindi abituatevi, invece di usare questo tipo di scrittura a cui fate riferimento, usate i nomi, ok? I nomi li potete dare o a un intervallo di celle, eccolo qua, o anche a una cella singola. L'avevo fatto un po' l'altra volta. Se questa qui è una percentuale di sconto che deve essere fisso, se io faccio, non so, questo qui è l'importo, no? Questa la chiamo sconto, ok? Gli assegno a questa cella, quindi anche a una cella si può assegnare un nome, ok? L'ha chiamata sconto, qui posso fare uguale questo per, adesso vabbè, dal punto di vista matematico, vabbè, per questo, eccolo qua, ok? Ci siamo?
Quindi se io qui avessi tanti numeri, io posso tranquillamente ricopiare la formula verso il basso. Funziona sempre perché sconto è una stringa di testo e mi rimane sempre scritto. Quindi al contrario di quando abbiamo visto all'inizio, no? Quando abbiamo fatto questo esercizio qua, ok? Anche in questo caso qui potevamo mettere COD vecchio e COD nuovo al posto di $C6 o $D6. Ci siamo? E vabbè, il totale IVATO ve lo risparmio, ok? Qua banalmente non ci sono funzioni, ma ci sono solo formule matematiche da scrivere, ok? Quindi abbiamo che cosa? La quantità per il costo, ok? Eccolo qua. Ci siamo, totale IVATO, aggiungo l'IVA e lo sconto lo metto e ce lo tolgo, eccetera, eccetera. Questa potrebbe essere una sorta di fattura veramente stilizzata al massimo, no? Prendiamo i dati e i dati che vogliamo andare a prendere li prendiamo, abbiamo fatto prima dal nostro, dov'è, funzioni, da questo qua, no? Aspetta che rimettiamo a posto questo, così non abbiamo problemi. Allora, che cosa voglio fare? Voglio riportarmi qui una riga di questo foglio qua, ok? Ci siamo? Quindi questa riga qua la voglio trasportare in questo formato qui, d'accordo? E voglio avere anche la possibilità di fare che cosa? Magari di scorrerle una per una visualizzandole in questo modo attraverso dei pulsanti. Allora, quello che devo attivare è la scheda sviluppo, ok? La scheda sviluppo è una scheda molto complessa che non avete molto probabilmente a disposizione perché va attivata. Quindi, siccome è qualcosa di particolare che appunto riguarda la programmazione in Visual Basic o la possibilità di registrare delle macro o di inserire degli oggetti, la dovete attivare. Per attivarla dove si va? Si va sul menu File, si va sulle opzioni, ok? E sulle opzioni, forse questo l'avete già visto, avete la possibilità di andare a personalizzare le barre multifunzioni, ok? Quindi questi sono tutti i comandi che ci sono e quindi anche un comando magari che non avete su una barra lo potreste integrare andandolo a inserire, no? Molto probabilmente nelle schede principali che avrete voi la scheda sviluppo non ci sarà, quindi avrete una situazione di questo tipo. Quindi vedete tutte queste cose, a parte team, ok, rimuovi sfondo che le ho fatti io, ok, ma la scheda sviluppo sarà deselezionata, quindi voi la cliccate, ci cliccate sopra e date l'ok, quindi chiedete la visualizzazione della scheda sviluppo. Quindi quando ritornate poi al vostro foglio vi troverete questo menu qua in più, ok? Che serve, ripeto, nel momento in cui si vogliono creare delle macro, registrare delle macro o si vuole entrare nella programmazione in Visual Basic, vedete che c'è Visual Basic. In maniera molto semplice, che cosa abbiamo qui? Abbiamo la cassetta degli strumenti, ok? Vedete la cassettina degli strumenti dove c'è il pulsante inserisci. Che cosa voglio fare? Voglio inserire alcuni controlli. Allora, i controlli ActiveX lasciateli stare perché qua significa andarci a programmare dentro. Quindi ad ogni pulsante, ad ogni oggetto sarà associato un codice Visual Basic. Questi invece vi danno la possibilità di non programmarci, ma di usarli comunque sfruttando le celle di Excel per andare a memorizzare i valori che di volta in volta si attivano selezionando il controllo. È una frase che immagino vi lasci un po' perplessi, quindi facciamo prima a farlo che non a spiegarlo. Ok? Allora, a me interessa fare che cosa? Mi interessa, per esempio, andare a selezionare il numero della fattura, il numero dell'ordine, ok? Quindi mi scelgo questo strumento che è una casella combinata, ok? Seleziono, lo costruisco in questo modo qua, ok? Quindi questo è il mio rettangolo di una casella combinata. Questa casella combinata qua, pulsante destro del mouse, scusate, eccolo qua, mi dice formato controllo, quindi lasciate stare taglia, copia e incolla che sono le solite cose, no? Assegna macro per il momento no, ma formato controllo sì. Clicco su formato controllo
E il formato controllo che cosa vuole sapere? Vuole sapere, boh, quando tu clicchi la freccia verso il basso, cosa devo farti vedere? Quindi l'intervallo di input, cosa mi interessa vedere? Mi interessa vedere il numero dell'ordine, ok? Il numero sequenziale dell'ordine. Quindi vado su funzioni di ricerca, ce l'abbiamo qua, e gli dico, ok, fammi vedere questi. Ok? Poi un'altra cosa che vuole sapere è, ok, quando tu hai selezionato, dov'è che ti scrivo che cosa hai selezionato? Quindi vuole il collegamento della cella e gli dico, ok, il collegamento della cella è questo. Ok? Quindi ogni volta che io seleziono qualcosa di diverso, tu me lo fai vedere qua. Ok? Ci siamo? Vediamo come funziona. Clicco, ho il numero e quando cambio il numero mi cambia anche nella cella. Ok? Primo passo è stato questo. Adesso la funzione cerca punto verte la sappiamo usare, giusto? Allora, questa è una tabella, ok? Che io posso chiamare, anche qua seleziono solo questo, ma sapete che poi in realtà potete selezionare anche in maniera più massiva, no? La seleziono tutto perché adesso non so che cosa mi servirà, che cosa non mi servirà. E anche in questo caso, come prima, gli diamo un nome, adesso la chiamo tabella, ok? Quindi abbiamo dato a questa tabella questo nome, come abbiamo fatto prima negli altri due esempi. Torniamo qua. La data, ok? Che cosa voglio? Voglio riportare la data, il codice, la descrizione, il costo, l'IVA, la quantità, il totale IVAto dell'ordine numero 3. Quindi qua che cosa dovrò usare? Dovrò usare la funzione cerca.vert che abbiamo visto prima, giusto? Uguale a cerca.vert. Che cosa devi cercare? Devo cercare questo, no? Che è il numero, il primo numero della mia tabella a sinistra, vi ricordate? E dove lo devo cercare? In quello che abbiamo chiamato tabella. Vedete che mi dice che esiste un nome che si chiama tabella, quindi sono sicuro di aver scritto giusto. E qual è il valore che mi devi riportare? Adesso cavolo, non me lo ricordo, ma credo che sia sulla seconda colonna, ok? E come prima facciamo una ricerca esatta, ok? Premo invio, vediamo se abbiamo fatto giusto, sì, eccolo qua. Quindi cerca che cosa? Questo, dove lo cerchi? Ecco, cercami questo, dove lo cerchi? In questa tabella e mi restituisci la seconda colonna, ok? Che è quello della data. Naturalmente che cosa è venuto fuori? 44.002, sappiamo perché, giusto? Quindi andiamo su Home, gli diciamo guarda che non mi devi far vedere un numero, ma mi devi far vedere una data, cioè quel numero me lo devi far vedere come una data, quindi cambio il formato, perché abbiamo detto prima che la data è un numero, eccolo qua. Codice, dove ce l'abbiamo il codice? Ce l'abbiamo qua, quindi questo è il 3, 4, 5, eccetera, eccetera. Quindi adesso andiamo via veloci qua, perché questa qui funziona, giusto? La copio, CTRL C, esco, vengo qui, seleziono, faccio CTRL V. Non è la seconda colonna, vi ricordate, ma è la terza, quindi questo è il codice. La descrizione era sulla quarta colonna, quindi ricopio la formula che era già in memoria, cambio il 2 diventa un 4, ok? Qua se voglio posso allineare anche al centro, così è più bello. Questo sarà un 5, CTRL V diventa un 5, ok? E avanti così. D'accordo? Questi sono soldi, quindi euro. Ok? Ci siamo? Non faccio anche questi perché penso che abbiate capito il meccanismo, volevo andare avanti. Ok? Vediamo adesso, se io cambio cosa succede? Automaticamente mi cambiano i dati. Ok? Vedete il vantaggio di usare un cerca verticale? Vedete il vantaggio di usare anche... Allora, abbiamo trasformato questo che era in un formato tabellare in qualcosa che magari è pronto per la stampa. A me interessa stampare in un certo modo, quindi su una pagina, un prospetto fatto in questo modo qui. Fa schifo perché è buttato così in 3 minuti, però credo che renda l'idea, no? Per agevolarmi anche col fatto di andare avanti e indietro, vediamo se ci sono altri strumenti. Per esempio, sempre sulla sviluppo, no? Sempre la cassettina dei miei attrezzi,
Ho per esempio questo che cos'è? È una, vediamo se riesco, casella di selezione controllo modulo. Naturalmente prima di qua bisogna sapere che cosa fanno, perché sennò diventa, uno non dovrebbe mai scegliere questa roba. Però se osservate è un pulsantino che va in avanti e indietro, ok? Su e giù, no? Anche qua, pulsante destro del mouse, formato controllo, quindi non stiamo programmando niente qua, stiamo solamente usando le funzioni associate a questi strumenti. Allora dice, qual è il valore minimo e il valore massimo? Beh, il valore minimo 0 no, perché noi nel nostro codice, no, nel sequenziale, siamo partiti dall'1, valore massimo potrei lasciare anche questo, non c'è nessun problema, però magari so che ne ho solo 50, metto 50, ok? Ripeto, però sul valore massimo potete lasciare quello che volete, d'accordo? Il valore minimo ho tolto lo 0 perché se seleziono lo 0 si arrabbia perché non esiste il num 0 dall'altra parte. L'avanzamento di quanto? Di 1, ok? Perché potrei dire avanza 2, 3, 4, ma io devo andare avanti di 1 solo. Anche in questo caso il collegamento della cella. In questo caso è sempre questa cella qua, giusto? Perché se io cambio, questo lo faccio diventare 8, questo deve diventare 8. Quindi dico, ok, il collegamento è sempre questo, come per questo controllo, d'accordo? Do l'ok. Cosa è cambiato? Che io posso tranquillamente con questi due pulsantini andare avanti e indietro senza problemi, ok? Quindi visualizzo in una maniera grafica diversa dalla tabella tutti i miei dati, ok? Un'altra cosa che potrei fare qual è? E qui introduciamo il registratore delle macro, potrei andare a fare un pulsante per la stampa. Ok? Allora, che cosa faccio? Usiamo il registratore di macro, cioè questo qui lo voglio stampare, ok? Quindi io per stampare questo cosa dovrei fare ogni volta? Dovrei andare sul menu file, dovrei andare su stampa, dovrei impostarmi la stampante, dovrei andarmi a selezionare i margini come li voglio, l'orientamento della carta, eccetera, eccetera, eccetera. Se ogni volta devo fare questo diventa un po' complicato. Allora cosa posso fare? Un'operazione così ripetitiva può essere registrata attraverso una macro e sarà la macro che farà il lavoro sporco per me, ok? Quindi le macro servono, registrare una macro ha senso ogni volta, cioè per registrare delle operazioni che sono ripetitive. Voglio registrare una macro che mi dia la possibilità di stampare. Quindi cosa faccio? Faccio partire il registratore. È semplicissima questa cosa, eh? Registra la macro. Mi chiede come la vuoi chiamare questa macro? Vabbè, lui mi propone macro 2, macro 1 perché l'avevo già fatta prima, ma va bene macro 2. Gli do l'ok. Ok? Potreste anche dare un tasto di scelta rapido, per esempio un CTRL P. Ogni volta che io faccio CTRL P, CTRL maiuscolo P, perché CTRL P non si può, mi stamperà questo, ok? Se non lo voglio invece lascio così, d'accordo? Do l'ok. Adesso attenzione perché siamo in registrazione di macro. Vedete che adesso non c'è più registra macro, c'è interrompi registrazione. Vuol dire che tutto quello che stiamo facendo o tutto quello che faremo verrà registrato. Quindi qua bisogna avere idee chiare su che cosa dobbiamo andare a fare. Altrimenti se cominciamo a dare comandi, no, a destra, a sinistra, poi la macro me li farà tutti. Quindi qua devo muovermi bene e fare le cose pulite che deve fare la macro. Quindi devo andare sul menu file, devo andare su stampa, mi vado a selezionare quelli che possono essere i margini, come li voglio, vado a selezionare l'orientamento come deve essere, ok? Posso scegliere la scala, non lo faccio, controllo che mi vada bene com'è e a questo punto faccio stampa, ok? Beh, vado a selezionarmi la stampante, adesso si arrabbierà perché non è accesa, seleziono la stampante e faccio stampa. A questo punto io ho stampato, adesso mi dice che è offline, è normale, ho fatto quello che dovevo, ho stampato, quindi adesso posso interrompere la mia registrazione. Interrompo la registrazione. Vedete che adesso c'è registra. Adesso cosa posso fare? Posso associare un pulsante a quella macro. Quindi mi serve sempre la mia cassettina degli attrezzi,
vado sul menu inserisci e c'è il pulsante qua, ok? Controllo modulo, lo clicco, me lo metto dove voglio, ok? Lo mettiamo qua, ci siamo? Come, quindi adesso in automatico al pulsante va assegnata una macro, ok? La macro quale sarà? L'abbiamo chiamata prima macro 2, quindi associamo a quel pulsante questa macro. Do l'ok, questo lo posso anche, gli posso cambiare nome perché il pulsante destro, il pulsante 7 non mi dice niente, quindi stampa ordine, ok? Ogni volta che io premo qua, mi parte la stampa. Ok? Quindi abbiamo associato un pulsante ad una macro. Quindi se alla fine della fiera, no, come si dice, con questi 3-4 comandi, strumenti che abbiamo inserito, abbiamo la possibilità, che poi ve li potete anche spostare dove volete, ok? Eccoli qua. Avete la possibilità di rendere automatico la visualizzazione di alcuni dati, ok, in un formato diverso rispetto a quello che potrebbe essere questo, ok? Quindi si apre un mondo qui, attenzione, si apre veramente un mondo. Un'altra cosa, per esempio, potrebbe essere, no, se qui dovessimo voglio avere la possibilità di selezionare con dei pulsanti di opzione dei testi diversi. Un pulsante di opzione e ne copio anche un altro sotto l'altro. Anche in questo caso formato controllo, qui posso, sempre il solito discorso, no? Come lo vuoi, non selezionato o selezionato, va bene, possiamo lasciare selezionato, collegamento della cella, dove lo vuoi? Ma lo metto qua, in un posto dove non mi rompe le scatole, d'accordo? Una posizione vale l'altra, l'importante è che non sia qui, perché dopo verrebbe stampato altrimenti, no? Quindi questo pulsante qui l'ho associato a questa cella. La stessa cosa faccio questo, quindi formato controllo, l'ho associato automaticamente perché si li riconosce come nello stesso gruppo, ok, mi va bene. Quindi vedete, ogni volta che io clicco cambia il valore, questo è il valore 1, questo è il valore 2. Cosa potrei dirgli qua? Questo è, quando schiacci qui fai, non so, testo 1, tanto per non scrivere una cosa piuttosto che un'altra. E quando fai questo, quando schiacci qua, fai testo 2. Testo 1, testo 2. Com'è che li utilizzo adesso? Qui io voglio che questa scrittura qua cambi a seconda se clicco qua o qua. Ok? Allora, qui che cosa metto? La frase cosa sarebbe? Se ho selezionato testo 1, scrivi Pippo. Se ho selezionato testo 2, scrivi Pluto. Quindi ho iniziato la mia frase con il se, quindi dico se, giusto? Apro la parentesi. Se questa cella qui, che è associata a questo o a questo, è uguale a 1, se è vero, mi scrivi Pippo. Se è falso, quindi vuol dire che ho selezionato 2, ne ho solo 2, se ne avessi 3 è un po' più complicato perché dovrei stare lì a fare dei se nidificati, non è il caso di farlo adesso, ok? In questo caso qua mi scrivi Pluto. Ok? Sul se falso è finito, ok? Ci siamo, l'abbiamo usato prima la funzione se, quindi se la cella P2 contiene 1, mi scrivi Pippo, se contiene 2, quindi ho cambiato il mio pulsantino, mi devi scrivere Pluto. La funzione è finita, vedete che non vuole sapere altro, chiudo la parentesi, premo invio. Mi scrive Pippo, cambio, mi scrive Pluto. Ecco, questi sono i vantaggi di utilizzare, in questa fase stiamo usando solo degli strumenti che sono all'interno di Excel e che sfruttano le funzioni. Poi c'è tutto il mondo di Visual Basic. Tanto per farvi vedere Visual Basic, la macro che abbiamo fatto prima è questa qua. Questo è il comando che permette di stampare. Quindi all'interno di questa struttura qui si può andare a programmare in Visual Basic. Ok? Andando a programmare in Visual Basic si possono fare tante cose. Una macro stupida potrebbe essere: registro la macro 3, ok? E quando faccio la macro 3 tu mi metti la cella
di colore giallo, ok? Interrompo la macro, ok? La macro non l'ho associata, vediamo, non l'ho associata a nessun pulsante, quindi la macro 3 opzioni, la associamo con CTRL S, ok, vediamo se me lo fa fare. Perfetto. Se io mi metto qui e faccio CTRL S, mi fa la cella di colore giallo. Vedete? Sto premendo CTRL S, voi non lo vedete. Ogni volta che premo CTRL S mi si attiva la macro. Quello che poi fa la macro è quello che io sono andato a registrare. Se voglio andare a vedere che cosa significa aver fatto quella macro, questo è il codice in Visual Basic che permette di dare il colore giallo allo sfondo. Ok? Quindi con la selezione with selection, quindi con la cella selezionata, mi fa il colore 65.535 di sfondo, che è appunto il giallo. Ecco, io mi fermerei qua, vi ringrazio, siamo andati oltre. Ecco cosa ho trovato. E scusate che mi è partito. Ecco, io mi fermerei qua, vi ringrazio, spero che vi sia servito, se non altro a entrare in questo mondo fantastico dell'Excel, e spero che vi sia di spunto per imparare cose nuove, che poi è la cosa più bella da fare, no? Nel senso che vi dà veramente la possibilità, anche rispetto ad altri pacchetti come potrebbe essere il Word, di aprire la mente rispetto a un modo di ragionare che è completamente diverso. Spero di rivedervi quanto prima da queste parti. Ok? Grazie a tutti, buona serata.